O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10. A parabola del buon pastore. Gesù ricetta ancora: io vi posso assicurare che se uno non traserindo iazzere e pecore, per la porta e s'arrampica invece a qualche parte per trasì, chi sta in un mariuolo e un brigante. Chi invece trase la porta è un pastore. Guardiano alla la porta e tutte le pecore conoscono a buona voce sua. Chi che è un pastore che li pecore, conosce bene tutte le pecorelle sue, perché chiama per nome a uno ogni volta che fa sciare in doiazze per portare fuori a pascere. Dopo che l'ha fatta sci fuori, si mette a camera innanzi a loro e porta tutte le pecore sue in te pascuno chi in erba fresca. Tutte le pecore sue vanno da esse perché hanno imparato a conoscere buona voce sua. Se venissero forastieri per portare fuori rindoiazze loro, e pecore non le iranno mai a rete, anzi se ne fuglieranno lontane, perché non conoscono la voce chi lo forastiere. Gesù conta questa parabola, ma la maggior parte di tutti quelli che stavano a sentire non capirono niente di tutto quello che Gesù le dicere con quella parabola. Gesù è a porta. E Gesù dice ancora un'altra volta: io sono a porta delle pecore e vi posso assicurare che tutte quelle che sono venute prima di me sono state tutte mariuole e fu giudicate. Ma i pecore non hanno mai voluto stare a sentire. Io sono a porta, chi trase rindoiazze le pecore pedendo a me sarà salvo, perché potrà trasì e potrà uscire ogni volta che la desidera. E trova sempre un pascone suo. O mariolo viene solo per rubare, per uccidere e per smantellare. Io invece sono venuto perché tutta la gente avesse la vita, ma che la vita vera e la potesse avere qua a razza. Gesù è un buon pastore. Io sono un buon pastore, dice Gesù. Un buon pastore ha la vita sua per tutte le pecorelle sue. Chi invece, che non è pastore, che va a faticare per la buscare mezzata, perché pecore non sono re sue, ma appartengono a nata, si vede venire un lupo, lascia subito le pecore e se ne fuga, e a così il lupo se la roba e se fa sperdere. Che succede perché chi non è un pastore vero, perché chi va a faticare solo per una mezzata e non se ne importa niente delle pecore. Io invece sono un pastore buono, io conosco bene tutte le pecorelle che appartengono a me. Eppure loro conoscono la buona voce mia, proprio come Padre conosce a me, e io conosco Padre. Io do la vita mia per tutte queste pecorelle. O Padre mi ha dato pecorelle che non stanno in a chi sto armiente. Io già dipendo dal pastore pure che sta di pecorelle. A così pure loro sentiranno la voce mia e dipenderanno in armiente solo sotto un solo pastore. Perché sto Padre mi vuole assai bene? Perché non la vita mia e mi piglia nata voto quando voglio. Nessuno può luare la vita mia. Per chi stessa sacrifica la vita mia, perché tengo il potere da sacrificare e il potere mi piglia nata voto. Chi sta un comando che ha ricevuto in mano rubata mia. Sentendo tutte queste parole, Gesù nasce una piccia che fa tutte che li giurei. Perché certo in mezzo a loro ha cominciato a dire: chi sta un pazzo, chi non ragioni più, e te ne pure non riavolo in corpo. Da me ci dicevano che queste parole non può nascere in una bocca e uno che è pazzo te non riavolo in corpo. Come può fare non riavolo a fare la pilluccia non cecata, proprio come ha fatto chi sta poco tempo fa. Gesù dice che è un figlio di Dio. Era viernes, in da città di Gerusalemme si faceva la festa delle Neci, la festa della riconsacrazione dello Tempio, come chiamavano la maggior parte dei giudei. Gesù saliette in da città di Gerusalemme e si mettette a passeare sotto il porto di Salomone, in do cortile della casa di Dio. E tanto una folla di giudei si facettero attorno a Gesù e le dicettene: zino a quando mandano l'anima nostra appesa? Zino a quando un giovane rimane così senza conoscere la verità? Se tu vero sia o Messia o consacrato a Dio, brilla una volta per sempre pure a noi, innanzi a tutta questa gente. E Gesù dicette a loro: ve l'ha giurito tanti volte, ma voi non avete mai voluto credere. Tutti quelle miracoli che faccio in mezzo a voi, a nome del Padre mio, sono proprio quelli che mi danno l'attestazione. Voi non credete in me, perché non appartenete a chi l'armiente mia, e pecore miei sentono la voce mia, e io la conosco, e chiamo per nome a loro, e camminano sempre a re da me. Solo a loro irò la vita che non fornisce mai, e non si perderanno mai, e nessuno potrà scappare in mano mia. O Padre mio, che me l'ha consegnato, è assai più grosso di tutta la gente, perché questo nessuno può scappare in mano mia,
perché io e o Padre siamo una cosa sola. Dopo che si parole Gesù, che li giurai afferrai nella terra, nata volta e prete, per tutta ancora essa. E Gesù dicette a loro, Oggi fatta verità opera buona, che o Padre mio ha fatto fa mezzo a voi. Per quali che sopra buona, voi mi volete accidere appretate. Noi non te volevamo accidere appretate per un'opera buona che hai fatta, rispondette chi li giurai a Gesù, ma perché tu hai astemmato, perché tu, che sei un uomo come a noi, non per forza diventare suoccia a Dio. Ma come, ricette allora Gesù, non sta scritto in la legge vostra, gli ha giurito, voi siete dei. Mo, se la scrittura chiama dei tutti quelli che Dio aveva chiamato aveva indirizzata la parola sua, e la parola di Dio non può essere mai scassata, perché aquello che il Padre mi ha consacrato a manare in questo mondo, voi dicete, tu stai a stammanna, perché ha giurito, io sono figlio di Dio. Il Padre mi ha consacrato e mi ha mandato in coppa a sta terra. Se non faccio l'opera del Padre mio, non credete in me. Se invece io faccio e non volete credere in me, crederete a magari in tutta l'opera che sto facendo. Perché solo così potete capire, una volta per sempre, che il Padre sta in me e sto in Padre mio. Tutti chi li giurai volendo rangolla, può restare. Gesù invece, passando in mezzo a loro, se ne è talato a spondere il fiume Giordano. A do prima Giovanna si era messo a battezzare. Si fermai là per un certo tempo e là parecchi giurei si accostarono vicino a essa per essere lezionate e ricevere. Giovanna non ha fatto nessun miracolo, ma tutto quello che Giovanna aveva detto in quella chista è tutto vero. E a quello giorno parecchi giurei cominciarono a credere in essa.